Dal Comunale di Mazzarrone la settima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Mazzarrone che ospita la capolista Milazzo e la seconda panchina per il neotecnico dei giallorossi Salvatore Utro, chiamato 2 settimane or sono a sostituire Samuele Costanzo. La formazione del Mazzarrone che si schiera con Barbagallo, Giannetto, Tarantino, Strano, Garcia, Killing, Purità, Puglisi, Senè, Ragosta e Federico. Risponde il Milazzo con Piccioni, Salvo, Franchina, Foti, Dama, Cassaro, Bucolo, Gatto, Carì, Corso e Diallo. Questo l'11 della formazione mamertina allenata da Angelo Bognanni. Inizia il match al Comunale dopo appena 40 secondi l'episodio che cambierà il volto della partita. Carì mette questo pallone al centro per Diallo, contenuto da Killing, spazza ma non in maniera definitiva Purità, raccoglie il pallone Salvo che punta Purità, punta ancora Garcia, il pestone del numero 5 per Monti, non ci sono dubbi, calcio di rigore. Possiamo rivedere al replay il fallo del numero 5 e rigore che viene calciato dal numero 8, il capitano Natale Gatto, che si presenta sul dischetto, il destro di Gatto che batte Barbagallo e porta in vantaggio i suoi, andando a gioire con i tanti tifosi mamertini accorsi al Comunale. Il Mazzarrone prova subito a rispondere, filtrante di Ragosta per Tarantino che mette questo cross per Purità che cicca clamorosamente l'appuntamento con il pallone. Il Mazzarrone che sembra esprimere idee e gioco rinnovati è anche protagonista di una manovra godibile in campo, come in questo caso l'apertura di Federico per Purità che prova a venire in mezzo al campo, lo scambio con Strano, l'apertura laterale per Senè, il cross forte del numero 9 e Dama si rifugia in calcio d'angolo. Ancora Purità che duetta con Federico, Purità il pallone in mezzo allontanato dalla difesa mamertina, pallone che torna nella disponibilità dei giallorossi. Giannetto, il cross al centro per Purità che nel frattempo ha chiuso bene la diagonale ma si presenta male all'appuntamento con il pallone. Ancora il Mazzarrone e la sua manovra. Strano che converge, prova il destro secco che si perde alla destra del portiere Piccioni. Prima dell'intervallo ancora un'occasione per il Mazzarrone, un'occasione potenziale. Federico, è buona l'apertura per Ragosta che pensa in un primo momento a calciare di prima intenzione ma poi lascia scorrere il pallone che si perde sul fondo. Terminano i primi 45 minuti del match al fischio del direttore di gara Monti e si riparte nella ripresa con le ostilità. È una ripresa dove non si registrano particolari sussulti, eccetto qualche occasione estemporanea come quella in questo caso del Mazzarrone, pallone di Federico che cerca Killing, il direttore di gara fischia fuori gioco su indicazione dell'assistente, fuori gioco alquanto discutibile. È una partita spezzettata anche grazie all'esperienza dei giocatori del Milazzo. Mazzarrone che prova l'arrembaggio finale, Manfred potrebbe calciare, non lo fa, Killing poi trova il pertugio per Battaglia che aggancia male ma anche in questo caso si alza la bandierina dell'assistente. Match che si conclude dopo 5 minuti di recupero, Mazzarrone che viene sconfitto dal Milazzo che porta a casa l'intera posta in palio grazie al rigore al secondo minuto di Gatto. Quindi il finale dal Comunale: Mazzarrone 0, Milazzo 1. Grazie.